dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Alleluia, alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia. Secondo uno spirito di uguaglianza, di libertà e di fraternità. Allora, a maggior ragione, chi versa il sangue per questa causa non è solo un bravo militare, ma è uno che ha aperto la propria esistenza a 360 gradi all'azione dello spirito. Allora non possiamo dimenticare questi grandi eventi che corrono il rischio di essere dimenticati, perché gli eroi diventano grandi sul momento, però poi l'ordinarietà della storia li fa dimenticare. Allora nei rapporti di fede, che sono quelli che vanno al di là della storia, la memoria si conserva integra, perché lo Spirito Santo che intercorre tra noi e Lui è sempre vitale, sempre efficace e sempre dinamico. Allora con questi sentimenti che sono di totale affidamento al Signore, un vero padrone della storia, che ha in mano le redini del mondo, della guerra e della pace, e che solo Lui può trasformare le spade in falci e i carri armati in poveri, in aratri. A Lui affidiamo la nostra vita, le nostre famiglie, la nostra missione, perché veramente possiamo portare a coscienza il nostro essere Suoi strumenti, collaboratori di un Dio che fa confluire i popoli in un unico popolo che è la comunione, che è la tutte le vostre famiglie, in particolar modo per il Maggiore La Rosa, che sta celebrando la stessa Eucaristia non più attraverso i segni sacramentali, ma attraverso la realtà da essi significati, e per la sua famiglia, perché il dono di una rinnovata Pentecoste, cioè il dono dello Spirito Santo, ci abiliti a vivere non più come uomini carnali, ma come uomini dello Spirito, secondo le leggi della carità, della solidarietà e del soccorso. Preghiamo. Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiamoci il dono della pace.
scelse il poema per i caduti del poeta Firrani
Andarono in battaglia cantando, erano giovani, forti, con occhi sinceri, costanti ed ardenti. Si sono battuti fino alla fine contro forze preponderanti e sono caduti guardando in faccia l'unico. Non impiegheranno come noi, che siamo ancora qui. La vecchiaia non impiegherà, non peserà su di loro. Quando il sole tramonta e al suo sorgere, ci ricorderemo di loro. Voglio aggredire, signor Colonnello, i sensi della mia profonda ammirazione per quanto quotidianamente fanno i suoi bersaglieri, in Patria, in Afghanistan, a Djibouti e ovunque il dovere di chiami. Paolo Vacca, direttore responsabile del giornale online Nuova Diventa Sassari. Preghiera del Presidente. A te, eterno Dio, Signore della pace della terra, noi, che sei la mano, innalziamo la nostra preghiera. Tu, che ci hai fatto conoscere e sperimentare tante battaglie, gaudi di tante vittorie, appena di tante luci, fa che raggi di gloria tutto il segno della nostra fede. Fa che la terra tremi sotto i nostri piedi di voce, i nostri occhi mai vedano le nostre mani, mai vedano la tua terra. Tu, che ci hai dato il cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via della vita, e se un giorno dovessimo morire, rendi forte l'anima delle nostre mani e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le prime che ci hanno amato in un secolo passato. Benedici i nostri cuori, parte della barca santa. Benedici coloro che, alla luce all'occhio, hanno fatto un po' scambio sul campo restato. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti. Ascolta, Dio mio, a viva voce chi sono te sia te. Veramente buona della sua preghiera. Grazie veramente di cuore, penso sia un grande segno di comunione all'interno della grande famiglia delle forze armate, anche la famiglia del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace, alleluia.